strada per non pensare, fumo sotto al mio palazzo e sono ancora le 3. Dove sei ti vorrei. E allora, buongiorno, buon giovedì. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien? Très bien? Comunque, posso dire solo una cosa, cari amici. Io è tutta una bianca fissa. È tutta una presa in giro e soprattutto questi giovani che non capiscono ancora il vero problema qual è. Ci scherzano molto su Barletti, ci si bella quando chiove, una bella pulizia ci vuole. Quando la Sib Barlett, Quando alla Sib Barlett da stazione piangiamo un coro ca disperazione. Parlo curtava bescia la marina, a tempio borgo villa e la candela. Barletto della sotto sopra a guadagne chi figli bustuzze e padre dalle stivicchie meglio esattamente e da lontano pensa a tutto quello. Barletto ci si bella quando piove, a Camanello corsa sale nove, si ferma una turista mezza e c'è Daesh. c'è bella stupa e che bella sera. Buongiorno Don Bruno. E allora, buongiorno cari amici di Barletta a Vest. Si va. Buongiorno Pascalina Bella. I Fav, i Padre Nur. Quindi a festa da Madonna, ma tu ci cazzo è questo è tu? Io fu che non sopra castigo se una cosa bella. I beli stella. A vista di sua bocca tenga a mente, se fosse morire a Barletti sa contento. Barletta c'è si bella quella chiove, forza sale nove. Se ferma una turista nel Zaret, c'è bella sto paese, è bella. È bella se sto paese, però cari amici, innanzitutto buongiorno cari amici, buongiornissimo. Per questo modo di fare a me non piace, cari barlettani. Specie barlettani giovani che ve ne fregate del Covid-19, non ve ne frega proprio niente. Io sono convinto di questo, ragazzi, che noi rischiamo tantissimo e non ci siamo ancora resi conto di quello che ci può succedere.
assembramenti, senza mascherine. Vabbè, io non voglio essere sempre tipo l'uccello del malaugurio, però è inconcepibile vedere tutta quella gente. E la cosa più triste è che non gliene frega niente a nessuno. Quella è la cosa, che a questi qua non capiscono per tutto il movimento che c'è stato, anche se io devo dire una cosa, che lo sbaglio è stato fatto da chi ci comanda. Quest'anno doveva essere un anno che nessuno poteva lasciare la propria provincia, perché i problemi vengono da fuori, questa è la verità. E soprattutto era doveroso stare nella propria provincia, nella propria regione, anche perché noi non ci possiamo lamentare della nostra regione, perché abbiamo una bella regione. La Puglia è una delle regioni più belle d'Italia, ma lo posso dire a occhi chiusi. C'è seduto nel suono, si bella quella chiove. E niente, perché io dicevo sempre, ragazzi, che se succedeva al contrario, quelli ci chiudevano, mettevano i muri, questo lo posso garantire, questa cosa, però nessuno lo vuole capire. Buongiorno al signore, quella signora, molto probabile non sono di Barletta, sono barlettani ma stanno fuori. Buongiorno a voi, vi auguro una buona giornata, un buon giovedì 27. E allora amici, la bella passeggiata ce la siamo fatta anche stamattina prima di andare a lavorare. Io vi auguro sempre che dovete stare bene. Eh sì, hai ragione Pasquale, hai ragione. A volte per questione di denaro, di lavoro, non si fanno certi passi, però è lo Stato che non ti dà fiducia e soprattutto non ti dà il modo di crederci a queste cose, perché molta gente non crede nel Covid-19, dice che è tutta una farsa. Io credo, perché ho visto tante cose che mi hanno fatto veramente pensare a una fine del mondo, la verità, questa è la verità. Gente che stava in ospedale e non veniva assistito da nessuno, abbandonati, e che a noi, grazie a Dio, ci è andata bene, grazie a Dio. Mana fatica. Non si trova una fatica che a me va. Io vado a fare un buon caffè, vi auguro un buon giovedì, ciao a tutti, a domani, bella giornata, buona giornata a tutti, bella e buona giornata a tutti. Ciao belli, vi voglio bene, ma davvero vi voglio bene, ciao a tutti. Fatica, ma